Ciao ragazzi, benvenuti al canale, io sono Gabriel357 e oggi bentornati e benvenuti su Farming Simulator 22, serie Made in Veneto, puntata 10. Ragazzi, finalmente siamo ritornati su Farming. Oggi continuerò più che altro con la trinciatura dei fossi con la seppia e il JJ. Come vedete qua ho finito di seminare l'orzo, di là ho fatto mais e continuiamo un po'. Anche se spesso un po' va bene, non importa. Andavano trinciati, bene. Allora, qua è giù e andiamo. Facciamo pulizia dei fossi. Se magari però anch'io stessi un po' più in dentro, se no. Qua chiudiamo. Là. Raga, ho sistemato i micro lag che avvenivano. Cioè ho ridotto il load il load di tutto. Cioè la render distance praticamente. Guardate, là. Oh, col 4x4 è già meglio. Ho ridotto il load praticamente, così non mi dà problemi. Con lag, micro lag siamo a posto. Dato che la povera Nvidia GTX 1630 sì, è un'ottima scheda video, ma poverino non può far miracoli. Mo andiamo qui indietro, che purtroppo forse non sono fatti tutti belli irregolari, purtroppo. Quindi mi tocca trinciarli un po' alla così. Un po' alla cacchio, come si dice. E raga, comunque se c'è qualcuno che fa parte della Giants, accolga questo mio consiglio. Fate un DLC chiamato DLC Scoline, in cui mettete lo scolinatore, la macchina per mettere i dreni e mettete anche il braccio tagliarive. Mettete anche il braccio tagliarive per andare a pulire le scoline. E vi inventate anche qualcosa per i fossi, per andare a pulire i fossi, per fare i fossi. Sarebbe per niente male, Là. Buono. Mo, dietro. E magari con quel DLC fissate anche questo qui. Fissate anche il problema dei fossi, che se uno vuole fare un fosso un po' sbiego non riesce perché viene fuori tutto così. Se c'è qualcuno della Giant che mi segue.